tutti, benvenuti su Basilico Channel. Oggi facciamo una ricetta di arancine davvero squisite. Questa è un'arancina unica, deliziosa, semplice da fare a casa, che va a esaltare un altro degli ingredienti siciliani davvero unico e squisito. Si tratta del pistacchio. Facciamo un'arancina semplicissima con besciamella e pistacchio. Squisite. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti. Basilico Channel ogni giovedì, ogni sabato pubblicherà una nuova ricetta. Grazie e buona visione. Bene, così siamo pronti per fare queste arancine davvero squisite. Abbiamo mezzo chilo di riso, 2 grammi di zafferano, 2 dadi vegetali e 1 litro d'acqua, sale giusto quanto basta, un cucchiaio o poco di più. Così mettiamo in una pentola il riso, l'acqua e tutti gli ingredienti insieme e dopo li andremo a cuocere. Dovremmo farlo a fuoco lento e dovremmo aspettare dai 25 a mezz'ora. Il tipo di riso che sto usando per questa ricetta è quello del riso originario, ma potete usare tranquillamente anche il riso arborio oppure la qualità chiamata riso Roma, ma se siete in Italia comprate direttamente quello adatto per fare le arancine. Così aspettiamo e successivamente li stenderemo in un piano a raffreddare. Adesso vi lascio con la musica, continuano dopo i consigli, ma vi ricordo di iscrivervi al canale e se ancora non l'avete fatto azionate la campana. Se volete supportare le mie ricette, nella descrizione trovate il link, anche se eventualmente volete dare un piccolo contributo. Buona visione, a dopo! Bene, così il riso è pronto, sta raffreddando. Adesso andiamo a fare la besciamella che ci servirà per andare a riempire queste ottime arancine. Per fare raffreddare il riso dovete aspettare da 4 a un'intera notte nel frigorifero. Allora mettiamo 80 grammi di burro, mettiamo un po' di sale ovviamente nella farina. Una volta che il burro si scioglie aggiungiamo la farina, mettiamo il latte, mescoliamo tutto bene e faremo quest'ottima besciamella un po' più densa del normale, adatta per fare questa ricetta, praticamente anche non solo per fare arancine con il pistacchio e la besciamella, ma anche se volete realizzare ad esempio le arancine al prosciutto, oppure potete fare delle versioni ad esempio ai 4 formaggi, o potete creare l'arancina che volete voi. Così continuiamo la preparazione e andiamo a vedere cosa altro dobbiamo realizzare. Bene, così siamo pronti per realizzare un'ottima ricetta, un'arancina davvero squisita al pistacchio siciliano. Così mettiamo qui il riso, ne facciamo 2 forme, così siete anche tranquilli se eventualmente non avete la forma per fare le arancine. Vi sto svelando anche un segreto che poi vi permetterà di capire perché molte volte in Sicilia le arancine sono perfette. Però non è solo questo, ci sono ottimi e bravissimi artigiani che fanno davvero delle arancine squisite. Allora vedete, all'interno bisognerà avere uno spazio così e andare a mettere il pistacchio. Poi mettiamo un po' di pepe nero, perché altrimenti in questa versione così sarà un po' troppo il dolce, e unito alla besciamella, un'ottima besciamella che avete avuto modo di vedere la ricetta, una ricetta semplicissima per fare la besciamella. Così a questo punto è quasi ultimata la nostra prima, diciamo questa è la seconda parte, quello di andare a completare l'arancina. Dopo ci sarà ancora la terza parte, che è quella di andarla a friggere.
Se non volete friggerle, c'è anche la versione al forno, basta che andate nel mio canale e vedete la versione al forno delle arancine siciliane. Un'ottima idea anche per fare questa ricetta in modo più leggero. Allora, questo è la nostra arancina, adesso un attimino un po' schiacciamo. Per lavorarla meglio ci bagniamo le mani e così è pronta. Allora, questa è quella che abbiamo fatto con lo stampo. Adesso ve ne faccio una senza e vi faccio vedere come potete farla anche voi se a casa non avete lo stampo. È facilissimo. Allora, prendiamo il riso, ovviamente, che dovrà essere ben freddo. Poi facciamo così. Allora, nel mio canale ho aspettato per portare questa ricetta perché volevo che magari quando la realizzavo molti di voi la potete vedere, e così sono passati un po' di anni prima di arrivare, non perché non riesco a farli, ma perché volevo che quando li andavo a realizzare diversi di voi potete vederla. Allora, intanto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, così vedete, mettiamo questa besciamella, mettiamo il pistacchio di Bronte e mettiamo il pepe nero. Ovviamente qui abbiamo l'acqua che ci permetterà di fare due cose, sia quello di aiutarci a chiudere l'arancina, ma anche ci permetterà di lavarci un po' le mani nelle varie preparazioni. Così vedete, abbiamo incastrato bene il tutto, così adesso vedete, la chiudiamo, e questo è il passaggio un po' più, diciamo, difficile. Vediamo se sono più bravo a farlo a mano o a farlo direttamente con lo stampo. Questa ricetta è ottima, ovviamente si può aggiungere anche qualche fettina sottile di bacon, ma già così vi assicuro che è squisita. Un po' di pepe nero ci vuole perché il pistacchio altrimenti è troppo insieme soltanto alla besciamella. Vedete, questa è la mia fatta a mano e questa è quella fatta con lo stampo. Bene, così un attimino aspettiamo e adesso le andiamo a friggere. Bene, così a questo punto siamo arrivati a fare queste arancine al pistacchio e andiamo a fare quello che ci servirà per poter fare un'ottima crosta delle arancine. Qui abbiamo dell'acqua, semplicemente 600 ml di acqua, e abbiamo aggiunto 150 g di farina, potete aggiungerne fino a 180 grammi, non servirà a niente, solo acqua e farina, una pastella semplicissima, veloce, che potete realizzare. Non servirà andare a mettere le uova. Allora, le nostre arancine sono state formate e hanno riposato in frigo. Adesso vedete, già sono belle. Controlliamo appunto le parti dove magari si possono andare a rompere e li infiliamo. Li immersiamo, scusate, più che infiliamo, le immersiamo nella farina, e qui poi in questo passaggio qui dobbiamo fare in questo modo, proprio li andiamo a chiudere bene. Adesso mi sa che anche la forma un po' la compromettiamo, ma non fa niente, dai, sono arancine fatte in casa. Massimo rispetto per i grandi pasticceri siciliani che fanno le arancine di lusso. Va bene, quindi queste sono quelle al pistacchio, ma ho realizzato anche le arancine normalissime che potete trovare su Basilico Channel, e ho realizzato anche una versione leggera al forno. Un'ottima idea, buonissime, soprattutto se a casa non volete sporcare tanto e non volete andare anche a rischiare un po' con l'olio, perché come si sa è un po' sempre un rischio a casa andare a friggere, ma noi questo rischio ce lo prendiamo, e sicuramente se cucinate a casa da un po', se avete esperienza in cucina, l'avete fatto anche voi diverse volte la frittura. Allora siamo qui, adesso aspettiamo che l'olio riscaldi e friggiamo tutto. Bene, così è tutto pronto, possiamo completare questa ricetta. Dovremmo solo friggere queste arancine. Mi raccomando, state attenti, l'olio non dovrà superare i 100-120 gradi,
perché quando si fa a casa poi successivamente l'olio prenderà una temperatura un po' più alta, quindi partite sui 120 gradi e aspettate dai 5-7 minuti, il tempo ci vorrà. Eventualmente se ne fate tante poi lasciatele un po' nel forno a 80-90 gradi per altri 5-6 minuti e davvero tutto squisito e pronto. Bene, così ci siamo, vedete? Devo capire che con la temperatura ci siamo. Andiamo a mettere le prime due. State attenti a non bruciarvi. Vedete, l'olio non deve essere scalpitante. Come vi ho detto, serve un olio di 100-120 gradi. E adesso facciamo una cosa, così siamo anche sicuri dei tempi. Come avete visto anche in altri video, mettiamo qui il timer, così non ci sbagliamo sui tempi di cottura. Ovviamente ci vorranno dai 5 ai 7-8 minuti. Dobbiamo fare un'ottima crosta, un'ottima doratura, una croccantezza squisita di un fritto, quindi dobbiamo aspettare. Se avete problemi con l'olio, che eventualmente l'olio va a uscire dalla pentola, cosa non fare sicuramente lo sapete: non usare l'acqua, ma eventualmente aggiungere dell'altro olio freddo, anche se uscirà, ma l'olio si calmerà solo se aggiungete altro olio freddo, oppure mettete una tovaglia da tavola, una pesa o il coperchio. Il coperchio è sempre utile averlo accanto eventualmente per andarlo a mettere. Va bene, ci vediamo dopo e vediamo quanto durerà la cottura. Così vedete, siamo a quasi 5 minuti e possiamo toglierle. La cottura in questo caso a 5 minuti va bene, perché anche non sono grandissime. Adesso vado a mettere le altre e vi faccio vedere da vicino queste ottime arancine al pistacchio. Aspettiamo un po' e le andiamo a tagliare e facciamo la foto finale. Provatele anche voi. Bene, così le nostre arancine al pistacchio sono pronte. Guardate all'interno che ottima crema si è creata. Provatele anche voi e buon appetito a tutti! Davvero squisita questa ricetta, allora mi raccomando lascia un like, se vuoi dire la tua lascia un commento e ci rivediamo qui su Basilico Channel e ti ricordo che Basilico Channel è il profumo della buona cucina. Ciao!